E finalmente siamo arrivati al 3 contro 3 che abbiamo presentato qualche giorno fa, una bellissima iniziativa, guarda caso, organizzato da grandi giocatori di basket. Io non utilizzo la parola ex perché con un capitano come si fa? Ti ringrazio, è sempre un piacere stare qua insomma, con voi, con i ragazzi su un campo da basket. Hai detto bene, è stata un'iniziativa diciamo comune di vecchi amici, vecchi compagni di squadra. Abbiamo pensato di organizzare un torneo per far giocare bambini e ragazzi, poi si sta bene, siamo all'aperto, d'estate abbiamo voglia di giocare, quindi l'idea è partita da questo. Siamo contenti perché siamo riusciti a portare un po' di gente sul campo da basket, l'obiettivo era questo. Emanuele, ma non solo giovani, abbiamo visto anche qualcuno che proprio col basket c'è vissuto, c'è cresciuto e non vuol mollarlo. Ma è bello perché questi tornei estivi, soprattutto quando sono a metà campo che si corre di meno, ti danno anche modo di sentirti ancora giovane. Anche io penso che mi farò qualche partita. Abbiamo Manuel che non ha bisogno di presentazioni, che è uno degli amici di cui parlavo prima, ci sono io, c'è Nicola Bonsignori, insomma, poi ho visto anche Giri Ubale che è venuto a salutarci, insomma è bello ritrovarsi per il piacere di stare insieme su un campo e perché no anche di riprovare quelle vecchie sensazioni di fatica e soprattutto di dolore fisico. Questa maledetta palla a spicchi, ma quante soddisfazioni, Emanuele. No, guarda, io penso che insomma ormai ci sono da una vita, mi piace giocare, è bellissimo, allenare è ugualmente bello, ma come giocare non ce n'è, quindi finché si può giocare è meglio farlo. Poi diciamo che siamo anche in un periodo dove la pallacanestro a Sassari è molto seguita per il grandissimo campionato della Dinamo, quindi insomma questo porta entusiasmo ed è molto bello. Fino al 22, se non ricordo male, oratorio Costia Russo, parrocchia Santa Maria Bambina, tutte le sere, grande divertimento. Sì, assolutamente, anzi invito tutti gli appassionati, tutti i ragazzi che hanno voglia di farsi due tiri o anche di stare insieme a fare due chiacchiere e passare una serata tra amici. Noi siamo qua fino a sabato notte.